Sindaci della Pedemontana trevigiana convocati questa mattina in prefettura a Treviso per fare il punto sulle problematiche alla viabilità dovute alla chiusura della statale 47 Valsugana e la conseguente deviazione del traffico pesante lungo la strada provinciale 26, quella che da Romano va verso Pieve del Grappa e Possagno. Hanno accolto appunto la mia richiesta di poter suddividere il traffico, quindi oggi provincia e prefettura di Treviso si sentiranno con Vicenza in modo da suggerire, non ci saranno divieti ovviamente, ma di suggerire ai camion che scendono da Feltre l'immissione sulla 248 e non più sull'SP26. Ai mezzi pesanti verrà dunque segnalato di raggiungere la statale 248 Schiavonesca-Marosticana per scaricare così il traffico dalla strada provinciale decisamente più stretta e con diversi punti critici. Ma nel summit si è parlato anche delle tempistiche di riapertura della Valsugana. Si ipotizza, secondo ANAS che ha partecipato alle riunioni, la riapertura del traffico veicolare per i primi di marzo. Nel Bassanese in realtà si confida in una riapertura anticipata dell'asse viario. Tutto sarà forse più chiaro dopo il vertice di domani con il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi e l'assessore regionale Elisa De Berti, che saranno in sopralluogo in Val Brenta con il sindaco Luca Ferrazzoli.